In alto i cuori e abbasso le miserie. Bentornai su Televignole, che a questo punto deve fare la televisione seria, quindi chiaramente anche a fare le previsioni meteo, le fa tutti. Fra l'altro noi siamo esperti mondiali, vedere Coppe Chidrio, cioè le Zen che è in grado di dire con precisione proprio assoluta le previsioni di 2 settimane fa, del mese fa, di un anno fa anche, cioè robe. Noi però se ne hai ancora dei punti. E cos'è che hanno deciso di fare? Una previsione del tempo casa per casa di Vignole. Ancora non è la prima volta, io ancora ci parlo sull'anda, ma mi penseria di farlo via per via, dai, questa volta. Allora, vi spiego anche come fai a rilevare queste robe. Sai che l'ospedale di Arco, insomma, i termometri dei pazienti, dei malati, li butta via. Noi se ne a tolli 100-200 termometri, va ancora bene, e cos'è che infatti? Li hanno messi in ogni casa, questi termometri. Dopo ogni 2 minuti l'azienda della Repubblica per Seconde Vignole fa con il telefono, cioè tende e butta giù la temperatura di prima, scusami, è fredda ancora, e ne comunica, ne dice queste temperature. Per il vento invece, viene di lasciare aperte tutte le porte. Allora, quando c'è il giro d'aria, si capisce dal cias che fa le porte che tipo di vento che è, se è forte, piccolo, dove va. E dopo invece per l'acqua, per gradine, neve, viene di lasciare fuori il seccio dei rifiuti umidi qui che porta via, no? Quando porta via lascia lì questo seccio al comune e dopo guarda se l'acqua si capisce che è più la notte, se la grandine non è che grandina, insomma non avevo tanto arrivare. Allora ascoltate, per accoi, insomma dai, solo un po' niente. Invece per domani, per domenica e anche direi per lunedì e martedì, via San Valentino, ho paura soprattutto domani che sia un po' di problemi, e gli dati dal traffico che vedo dalla Masa. I tubi di scappamento, vai fuori la roba calda, va su per via San Valentino, la si incontra con l'aria fredda che vedo da Vel, e lì può succedere qualcosa. Dopo via Mazzini, che è quella via lunga che va verso Bologna o verso Ceseta, ecco, allora via Mazzini che problemi, perché se ne ha messa a Bologna, è facile che trovi qualche folata di vento. Se ne è verso la Ceseta, se pure imparai perché gli olivi, insomma, sarebbe meglio andare a messa a Vignole, insomma, lei che da fa presto alle 8. Invece per il vicolo della Pegora, lì le incassa proprio, va su da via Mazzini e va verso Sora, verso la parte Sora, gente Vignole alta, ecco. E non c'è problemi neanche lì, non c'è una piccola oasi, insomma. Dopo che dirvi, cosa che è via del cacciatore, vabbè, non resta giù, quindi tranquilli, insomma, via Fibbie, Noreda, no, non dovrebbe essere problemi. Però l'importante, che dico ai nostri, i termometri, penso bene, perché sennò magari resta su la robetta con la segretaria che le ha dati sbalai e non è bello. Arrivedermi.